E Samaria Ricca, Ricky beatificato insieme a David Gilmour. Figlio, ciao, siamo di nuovo qua allora. Ciao Chris. Senti una cosa, facciamo finta che chi sa la pimenta è vista e non ti ho chiesto mai niente, diciamo. Sì. Come hai iniziato tu la tua carriera? Cioè, Allora, tornerò dico, a me piaceva tu fai fissa. Perché se tu fai fissa, a te no. Poi quello era in cucina con me, no? E passò un chiussero che faceva sei decca, che tai? Ecco, disse, ma che fai, che dici? Via, così stava facendo a te. Sì. Ma tu facevi proprio a te con un migliolino. Che diceva, che ti vuoi già? Asciato Thais. Come pechetto. Cioè, il cannello, io ritrago un taglio. E quando era lì, mi ha captato una ogni settimana. Non so mai, perché poi passava il tempo, diciamo, a scintillare. Cioè, sì. Chi stavi facendo? Ti piaceva, diciamo, a te a improvvisare, fare cose? Passava anche tu, facendo un stage, ma è anche quello che mi è capitato. Allora a un certo punto io facendo, basta stage, che rapida. E poi delle cassette melodiche. Sai, chissà per esempio, che ha stato essere preferito. Sento un suono, chissà suono originale. C'è l'altro che suona, chissà, se la canzone è bella, chissà che canzone. Chissà, mi pare che era all'oipon per l'animale. Era troppo bello. Sì. Lo senti che è intonato? E questa canzone era un altro tempo, ma chissà, mi piace ciò. Lo senti come pezzica. Lo sento. Se poi ti inizia ci fare io, fa perfettare. Se fammi i quadrini che tutte le per intero. Ma sono spettacolari. Io vedo chi sei io. Quando ha finito l'ispirazione mi conosce bene. E poi cioè mi conosce rinza. È un l'oretta. Mi sa che a spiegare cose che servono bene. Ma senti, una pacchiette, cose, feste, eventi, ne facessi quando eri piccettiere? Ha fatto matrimoni, diciamo, però ogni volta insomma finisce male perché a fare che si mettono cioè cominciamo a improfessare io credo quindi a questo è senza pensare